Abbiamo pensato all'ostrica anche come visione futura. Noi abbiamo imparato a farla, è per noi un allevamento nuovo. Abbiamo quindi adottato questa tecnica prima francese, una tecnica invece neozelandese, il flip farm. Vogliamo entrare nel mercato a piccoli passi perché non vogliamo dell'invenduto o quant'altro, perciò stiamo saturando il mercato un po' alla volta. Attualmente siamo sulla tonnellata e mezzo, che è poca. Grazie a questa nuova tecnologia neozelandese, il prossimo anno già sulle 4 tonnellate, 4 tonnellate e mezza, da qua ai prossimi 4 anni da arrivare già verso i 10. E siamo tuttora in piena crisi del settore della pesca, dovuta da ultimo ai danni causati dal granchio blu, e all'interno di un quadro così critico l'esperienza di Blu Oltremare è un'esperienza che ci dà un'iniezione importante di fiducia. Siamo riusciti come movimento cooperativo a dare una risposta attraverso un'esperienza che lascia intravedere degli elementi già oggi di successo. Significa tenere assieme appunto momenti di innovazione, momenti di eccellenza, momenti di legame col territorio, che messi tutti assieme creano un elemento che trova un varco per uscire da una situazione di crisi. Basta avere i permessi per farlo, ma la laguna è ben disposta. Chi vuole fa domanda, fa l'iter burocratico e può naturalmente andare ad allevare anche lui l'ostrica.